Euroregione.news. Bertiolo, festa del vino, tutta cultura. La festa del vino a Bertiolo si fa nel 2021, anche se in modo differente, come spiegato dal presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, dall'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, dalla stessa Eleonora Viscardis, sindaco di Bertiolo, e dal presidente della Proloco Marino Zanchetta. Parte l'abbiamo voluto portare in regione la 72esima edizione della festa del vino friulano a Bertiolo, collegata poi anche con il concorso relativo. Non sarà la festa tradizionale, non c'è la possibilità per la comunità di degustare nei chioschi, non sarà come ce la ricordavamo, ma comunque è una ripartenza importante, è una ripartenza che in qualche modo ci può consentire di guardare con speranza al futuro. Si riparte da Bertiolo, ci sarà un concorso, oltre 60 cantine, oltre 272 campioni che saranno valutati, e quindi attraverso questo anche la possibilità di dare soddisfazione ai produttori che hanno sofferto in questo anno di poter competere sulla qualità di un prodotto che è un prodotto fondamentale per promuovere non solo l'economia, l'agricoltura della nostra regione, ma anche la cultura, perché attraverso l'identità territoriale che il vino rappresenta c'è anche la possibilità di promuovere quel turismo lento che credo sia una delle armi vincenti dello sviluppo turistico e non solo dell'intera comunità regionale. Patrimonio culturale immateriale è costituito perfino dai terrazzamenti che si facevano ancora un millennio fa per coltivare le viti. La coltivazione delle viti ha una sua ritualità artistica e l'artigianato dei bottai, per esempio, e tutto ciò concorre alla produzione del vino, che è una creazione artistica, eminentemente artistica. Quindi che quest'anno si facciano anche, e soprattutto magari non potendo fare la degustazione, accostamenti, non voglio dire abbinamenti, accostamenti con l'arte e la cultura, mi sembra una cosa propizia. E il vino lo berremo comunque, lo compreremo comunque, e quindi alla salute dei bravi viticoltori di Bertiolo. L'arte è sempre stata un veicolo di confronti, incroci, incontri e contaminazioni. Se pensiamo soltanto ai due pittori più noti della regione, il Pordenone e Giovanni da Udine, e non è che metto per primo il Pordenone perché sono pordenonese, ma perché insomma era un pochino più famoso, diciamo che forse aveva un miglior ufficio stampa, ecco. Comunque anche loro due hanno viaggiato in tante corti d'Italia, hanno conosciuto altri pittori, alcuni magari gli hanno lasciato delle influenze, altri hanno influenzati loro, e così come i frescanti che decoravano le piccole chiese con i loro affreschi, si diceva gli istriani qua e noi là. C'era questo incontro e questa circolazione delle poche informazioni visive che si avevano, l'ha ben detto una delle curatrici del restauro, perché non era come oggi che Google Immagini ci dice tutto. Ecco, io per esempio invito coloro che verranno a visitare la cappella della chiesa di San Martino a Bertiolo a guardare i dromedari, i profili dei due dromedari. Loro non avevano nessun modello, perché ovviamente non avevano il dromedario con sé. Hanno visto un'immagine, l'hanno memorizzata, l'hanno schizzata e poi se la sono portata dietro per tutta la loro vita di pittori. Già solo per questa cosa così affascinante vale la pena di una visita. Buona visita a tutti. Quest'anno la festa del vino chiaramente avrà un format rivisto e adeguato ai tempi, perché siamo in un momento straordinario e so di ripetermi, ma straordinaria anche è questa edizione. Però non ha voluto rinunciare a degli elementi fondamentali, sicuramente il vino di qualità e il concorso, la mostra concorso dei vini, che è diciamo la parte principale, se vogliamo, perché il vino è il protagonista della festa del vino. E poi ci saranno appunto dei momenti e degli eventi culturali, che diciamo arte, cultura e mostre è sempre stato da anni ormai un connubio con la festa del vino. E ci sarà una mostra Affreschi senza confini, partirà questo sabato e coinciderà con l'apertura ufficiale della festa, perciò anche con la parte diciamo ufficiale, e poi appunto si darà seguito all'apertura della mostra, che avviene nell'ambito della chiesa parrocchiale, dove
dove nella cappella minore hanno sede degli affreschi portati alla luce molto recentemente. Di fatto il restauro non è ancora completato, però è assolutamente, diciamo, godibile, e però abbinato, perché questi affreschi sono inseriti in un circuito, appunto, Fresche senza confini, 26 realtà che vanno dall'Istria a questo punto Medio Friuli. Era il Basso Friuli, era la bassa, diciamo, e è stato coinvolto il Medio Friuli. Oltre a questo poi ci sarà la consegna di un premio a un friulano doc, Vini Doc per un friulano doc, altro momento diciamo tradizionale dal 98 della festa, e il friulano doc a cui viene attribuito il premio quest'anno sono personaggi individuati perché con il loro operato, con le loro attività hanno saputo dare lustro, importanza e hanno fatto conoscere il Friuli fuori dai nostri confini. Quest'anno il protagonista è Don Alessio Geretti, che ha accettato questo premio condividendolo però giustamente con il Comitato San Florian, che è quello che si occupa delle mostre di leggio. Sarà a Bertiolo il 27 alle 18:30 presso l'auditorium in un evento in cui ci sarà una sua lectio magistralis, possiamo dire, di arte sicuramente, e prenderà spunto anche dalla presenza degli affreschi in questo comune. Mancheranno per la festa del vino, questi sono gli eventi principali, oltre al sabato con la Filarmonica di Bertiolo, altro elemento di Bertiolo musicale immancabile, che farà un momento di intrattenimento musicale alla premiazione dei concorsi e perciò dei vini che risulteranno vincitori in Piazza della Seta a Bertiolo. Si diceva qualcosa sicuramente manca dell'edizione originale, che sono i chioschi, che sono il Luna Park, che sono le bancherelle per il vie del paese, il motoraduno. Questi sono tutti eventi che non potevano essere inseriti nella programmazione di quest'anno causa la restrizione delle norme, ma sicuramente verranno riproposti, noi speriamo già dalla prossima edizione, in cui la festa del vino tornerà il mese di marzo nella sua epoca normale, e verranno inseriti e verranno riprogrammati con entusiasmo, il solito entusiasmo. Però il vino non manca, perché sicuramente l'elemento vino della festa del vino non può mancare, e mancando i chioschi, i bar sono attrezzati, coinvolti dalla Proloco, dall'amministrazione, si sono attrezzati per accogliere tutti coloro che verranno a Bertiolo con vini di qualità, vini di produttori locali e anche altri del Friuli, e sicuramente anche con un buon piatto di affettati di formaggio che ben accompagna questo elemento vino. La festa del vino perciò è tutto questo, e però voleva essere anche riproposta perché la festa del vino è anche, e il vino in sé è anche economia. Noi abbiamo un territorio vocato alla coltivazione della vita e alla produzione di vino, e la festa del vino, come nelle sue origini, dà visibilità a questo prodotto, e era importante ripartire sì per il momento di festa, il momento di relazione, il momento di intrattenimento, ma anche per offrire una vetrina a quelli che sono i vini locali, ma di tutto il nostro Friuli Venezia Giulia, che ha veramente delle qualità eccezionali. Noi eravamo abituati a fare altri tipi di aperture, però visto il periodo si è optato per fare questo tipo di apertura che non va a sminuire né la manifestazione legata al vino né chiaramente questa mostra, perché il connubio tra arte e cibo e vino sono molti anni che noi lo portiamo avanti. Questa inaugurazione è un'inaugurazione speciale dovuta al momento, ma l'inaugurazione vera e propria, come da tradizione, verrà fatta il prossimo anno, il mese di marzo nel 2022 chiaramente. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news